Eccoci arrivati al mare di Trieste, siamo a Barcola. Da qui possiamo scorgere il porto, dove giornalmente arrivano navi commerciali e navi da crociera. Se usciamo da quella che è l'area portuale, raggiungeremo prima le rive, poi Piazza Unità d'Italia, che è la piazza più grande sul mare d'Europa. Successivamente arriveremo alla pineta di Barcola. Da qui proseguiremo quello che è il lungomare di Barcola e arriveremo all'area marina protetta di Miramare. Come vediamo, il nostro mare è un mare molto affollato, è una costa in cui si svolgono tantissime attività, in cui c'è una città che ha comunque una popolazione rilevante e con infrastrutture che arrivano proprio fino al livello della costa. I nostri mari sono soggetti a pressioni multiple. Quella che ci viene subito in mente anche per quello che abbiamo assistito alle mareggiate che hanno anche danneggiato il lungomare di Barcola, danneggiato le spiagge di Marina Iulia, di Grado, è il cambiamento climatico. Il Mediterraneo è una di quelle zone che noi chiamiamo zone calde dei cambiamenti climatici, perché è una zona particolarmente sensibile al riscaldamento globale. Nel centro del Mediterraneo, anche nel territorio italiano, il riscaldamento è molto maggiore della media globale. Per esempio, mentre a livello globale le temperature sono innalzate circa 1,2 gradi dall'inizio del XX secolo, qui in Italia si sono innalzate di circa 2,5 gradi e i dati per il Friuli Venezia Giulia sono più o meno in linea con questa media nazionale. Essendo una hotspot, come diciamo noi, ci aspettiamo che anche le acque del Mediterraneo si riscaldino in maniera particolare, anche perché è un bacino relativamente chiuso. Le acque del Mediterraneo influenzano il clima stesso della regione. Per fare un esempio, è questo forcing del Mediterraneo che tende a produrre quelli che noi chiamiamo Medicanes, che significa Mediterranean Hurricanes. Sono non dei veri e propri uragani, ma sono dei cicloni che hanno una struttura simile a quella degli uragani, diciamo un piccolo uragano. Vediamo che la frequenza e l'intensità di questi Medicanes sta aumentando proprio perché si stanno riscaldando di molto le acque del Mediterraneo. Un esempio classico dell'effetto del Mediterraneo è stata la famosa tempesta Vaia del 2018. E lì che cosa è successo? Che i mesi precedenti avevamo avuto un clima particolarmente caldo. Io ricordo che qui a Barcola si andava a maniche corte, la gente si faceva il bagno. Quindi questo ha fatto sì che una perturbazione che era partita, diciamo, dallo stretto di Gibilterra, venendo su, si sia caricata molto passando sopra le acque del Mediterraneo ed è diventata quello che è diventata. Il mare è in stretta connessione con l'atmosfera, compartecipa alla dinamica del clima e alla dinamica dei cicli biogeochimici. Se i gas serra aumentano in atmosfera, questo farà sì che aumentino anche in acqua marina. Quindi il mare non soltanto si scalda perché l'atmosfera è più calda e perché il mare assorbe più calore, ma anche assorbe i gas serra, in particolare assorbe la CO2. Questo porta a delle concentrazioni maggiori di CO2 nelle acque del mare che portano all'acidificazione, alla cosiddetta acidificazione del mare. Non vuol dire che il mare arriverà a pH veramente acidi, quindi inferiori a 7.
questo pH verrà alterato di qualche punto decimale e questo comporta degli impatti su alcuni organismi che sono più sensibili, in particolare gli organismi calcificanti come i mitili, come le vongole, che hanno anche un interesse commerciale, e anche come i coralli e alghe coralligene, che sono quegli organismi che hanno un valore non soltanto estetico, ma anche proprio di potenziamento della biodiversità. Tra le più belle storie che il Golfo di Trieste ha raccontato in questi ultimi anni, possiamo mettere senz'altro la storia dell'area marina protetta di Miramare. È una storia che inizia già nel 1973, quando il naturalista e visionario anche Mario Bussani, che ora ci ha lasciato, inventò questo termine di Parco Marino di Miramare. All'epoca non si aveva una legge che decretasse la nascita di aree marine protette, ma lui ha avuto questa idea di chiedere una concessione demaniale per creare il primo parco marino d'Italia, quindi una zona in concessione che aveva come obiettivo la conservazione dell'ambiente marino. Le prime azioni fatte dall'area marina protetta e dal WWF sono state proprio quelle di educazione ambientale e di divulgazione scientifica. Le altre attività che abbiamo iniziato a svolgere all'area marina protetta furono subito quelle di monitoraggio, di censimento e di valutazione di come il popolamento biologico, sia vegetale che animale, dell'area marina protetta si creava, con il divieto specialmente di pesca. Noi abbiamo un programma particolare che insegna quali sono le specie, come pescare le specie, quali scelte fare quando si va in pescheria, e chiaramente i nostri principali ambasciatori sono i ragazzi che poi riportano a casa, presso le loro famiglie, quelli che sono i principi fondamentali della conservazione ambientale e della sostenibilità marina. Ogni anno circa 500 ragazzi frequentano i nostri centri estivi per imparare ad avere un contatto non di caccia, non di rapina nei confronti delle risorse marine, ma di invece conoscenza della biodiversità con il cosiddetto sea watching. C'è un approccio molto interessante ed emozionale che i ragazzi hanno nell'arco di una settimana, sia per imparare a nuotare con lo snorkeling e anche per conoscere la biodiversità. E dopo il salato e il dolce, andiamo in Val Rosandra. Ci troviamo in cima alla Val Rosandra, da qui riusciamo a vedere il Golfo di Trieste e anche l'Istria. Dietro di me c'è Monte Carso, che nel corso degli anni è stato eroso dall'azione del vento, la bora, tipica di Trieste. È il punto dove si incanala il vento e porta il vento fino alla città. Andiamo a farci un tuffo in valle, andiamo nel torrente Rosandra. A pochi passi da me c'è la cascata della Val Rosandra. Siamo sul confine tra Italia e Slovenia e la cascata ha un salto di ben 35 metri.
Il suo corso d'acqua è caratterizzato da tutta una serie di vasche naturali che partono dalla valle, al fondo, e arrivano fino a Bagnoli della Rosandra. Questo torrente e quella che è la sua cerniera geologica hanno dato vita nel 2000 a una vera e propria riserva naturale. Ma qual è il reale stato di salute di queste acque che sembrano a prima vista così cristalline? Il fiume Rosandra, meglio il torrente Rosandra, è un corso d'acqua che origina dalla vicina Slovenia ed entra in territorio italiano nella zona di Trieste, San Dorligo della Valle. Il Rosandra è stato monitorato ai sensi della direttiva 2060 per determinarne lo stato di qualità. Noi abbiamo 3 stazioni di monitoraggio lungo il corso d'acqua, quindi il corso d'acqua è diviso in 3 tratti, ognuno dei quali ha una stazione di monitoraggio. Possiamo dire che i 2 tratti più a monte, quindi quelli più verso il confine, hanno un andamento più naturale sicuramente, e lo stato di qualità buono o maggiore del buono, stato elevato, è già stato raggiunto. Il tratto più a valle interseca sostanzialmente una zona industriale dove insistono una serie di stabilimenti importanti e lì lo stato ecologico risente di quell'impatto antropico, in particolare di alcuni scarichi che sono presenti. Ho il SUP nello zaino, il remo è pronto, proseguiamo verso ovest, andiamo al castello di Duino. Ci troviamo appena all'esterno della zona buffer di Miramare, quindi ci stiamo avvicinando verso il castello di Duino. Una delle cose che saltano subito all'occhio nella costiera triestina è sicuramente la grande presenza di bidoni galleggianti. Questi bidoni galleggianti sono le mitilicolture del Golfo di Trieste. Si tratta di una tipologia di allevamento storico, ovvero presente dalla fine dell'Ottocento, quindi sicuramente presente da più di 100 anni, che recentemente è diventata zona di tutela biologica dell'area marina protetta di Miramare. Come tipo di coltura è una coltura che noi consideriamo sostenibile, quindi è una coltura che ha un impatto relativo sull'ambiente, soprattutto se ben condotta. Quando diciamo ben condotta intendiamo dire che anche il materiale che viene utilizzato, quindi nella fattispecie la plastica per esempio delle reti, deve essere trattata, manipolata e ovviamente smaltita con la dovuta cura. Quindi in sé il tipo di allevamento è un allevamento sostenibile perché non necessita di essere foraggiato, quindi non necessita della produzione di cibo da dare alle cozze che si alimentano in maniera naturale filtrando tutto quello che proviene in maniera naturale dal mare, quindi plancton e quant'altro. Un tipo di allevamento che noi teniamo sotto monitoraggio costante
e che in particolare recentemente è diventato oggetto di un progetto europeo, un'Italia-Slovenia, strategico, che si chiama Poseidone, nell'ambito del quale stiamo valutando il valore delle mitilicolture anche come attrattore per delle specie che possono essere di interesse per attività per esempio di tipo turistico. Quindi oltre a monitorare la presenza di tartarughe che vengono qui a foraggiarsi, oltre a monitorare la presenza di tursiopi, quindi di delfini che vengono qui perché sono attirati dalla presenza del pesce, faremo delle attività di visual census, quindi di censimento visivo di pesce che viene a grufolare in mezzo alle mitilicolture, viene attirato dalla presenza delle mitilicolture. Le mitilicolture sono state oggetto tra l'altro negli ultimi 2 anni di un interesse anche relativo alla conservazione molto spinto, non solo a Trieste, perché all'interno dei filari delle mitilicolture si trovavano moltissime pinne nobilis giovanili. Si tratta del più grande mollusco del Mediterraneo a rischio estinzione. Diciamo che la capacità di captazione dell'acqua da parte delle mitilicolture faceva sì che le larve si insediassero all'interno delle mitilicolture, quindi era uno dei luoghi nei quali venivamo a cercare le giovanili che potevano essere traspiantate nell'ambito dei progetti di restauro di questa specie in particolare. Adesso andiamo in un luogo un po' nascosto, che per noi triestini segna un po' la fine del mondo. Andiamo alle Facce del Timavo. Siamo arrivati alla chiesa di San Giovanni in Tuba, una chiesa veramente particolare che tra l'altro l'ho scoperta andando col SUP. Magico, veramente spettacolare. Siamo alle risorgive del Timavo. Questo fiume è particolarissimo, è il più corto d'Italia. Misura soltanto 2 km. Nasce sul Monte Nevoso, si inabissa immediatamente e riaffiora esattamente qui. Il Timavo è un fiume molto particolare presente sul territorio regionale. È un fiume che principalmente scorre sottoterra e che origina dalla vicina Slovenia. Quello che noi vediamo nel nostro territorio regionale è l'ultima parte di questo fiume sotterraneo che emerge. Normalmente noi monitoriamo un 300 metri dalla sorgente, dalla cosiddetta piscina di emersione sostanzialmente verso la foce a mare. In questo tratto il nostro monitoraggio ci dice che dal punto di vista ecologico lo stato buono ancora non è stato raggiunto, ma perché le portate diverse delle acque che arrivano, che appunto sono acque sotterranee piuttosto che acque di drenaggio delle acque meteoriche nelle aree carsiche, sostanzialmente hanno degli elementi altalenanti che possono creare degli scompensi alla comunità biologica. Dal punto di vista chimico invece lo stato è buono, quindi significa che il corso d'acqua non porta particolari sostanze contaminanti e quindi, se vogliamo, è un indice anche di analisi indiretta dello stato di qualità di questo corso d'acqua che origina oltre confine. Ormai siamo arrivati nella parte più a nord dell'Adriatico, ma in realtà anche del Mar Mediterraneo. Stiamo andando a Monfalcone.
Nella zona monfalconese, diciamo a ridosso delle foci dell'Isonzo principalmente, incastonato tra un'area di impatto antropico importante, perché abbiamo una serie di insediamenti industriali, una zona industriale molto importante, possiamo trovare delle zone di pregio naturalistico ad elevata biodiversità. Sono appunto le palude di Cavana e l'isola della Cona. E l'isola del Cona in particolare è una riserva naturale conosciuta in tutto il mondo perché è una zona umida, una zona che è diciamo regolata, anche regolamentata dalla Convenzione di Ramsar, proprio perché è zona umida importante, zona di svernamento in particolare di uccelli migratori. Siamo a Marina Iulia, il paradiso degli sport acquatici, windsurf, kitesurf, SUP. Durante le giornate di Bora è pieno di vele, colorano il cielo. Il Golfo di Trieste rappresenta la parte più settentrionale dell'Adriatico e la parte più settentrionale di tutto il bacino mediterraneo. Questo ovviamente è una caratteristica che ci contraddistingue. Uno, perché qui si formano le acque dense, le acque pesanti che poi vanno e contribuiscono alla circolazione di tutto il bacino mediterraneo, ma anche perché ritroviamo delle specie chiamiamo relitte, che amavano le acque fredde e quindi sono arrivate nel punto più a nord di tutto il Mediterraneo. Uno di questi esempi che ci viene tramandato da sempre è proprio la presenza di questa specie di alga che si chiama Fucus birsoides. Il fucus è un'alga che era molto diffusa fino agli anni 80 lungo tutti i litorali dell'Adriatico settentrionale, del Golfo di Trieste in particolare, sia nella parte italiana che nella parte slovena, croata. Adesso lo ritroviamo soltanto a Marina Iulia, con una piccola prateria rimasta che è il baluardo, proprio l'unico punto in cui quest'alga è presente in tutto l'Adriatico. Dobbiamo proteggerla perché è un esempio di biodiversità che viene mantenuta. Il riscaldamento globale e il riscaldamento delle acque in particolare ovviamente agisce notevolmente e per questo motivo noi dobbiamo aiutare la natura a proteggere questa specie relitta. Qui troviamo la coesistenza tra vari ambienti, un cantiere navale, una spiaggia, una riserva naturale che è la foce del fiume Isonzo. Lo studio di questo luogo è definito pianificazione dello spazio marittimo. Ci
Ci troviamo di nuovo in un'area piuttosto affollata, dal porto di Monfalcone fino alle foci dell'Isonzo. Qua vediamo la coesistenza di diverse attività umane lungo la costa, quindi la zona del porto, aree dedicate alla balneazione, alla pesca, ad attività tradizionali come ancora la permanenza di alcuni casoni dei pescatori, dove le persone hanno dei momenti di aggregazione e di mantenimento delle tradizioni del luogo, che è una cosa molto importante. E poi abbiamo la riserva naturale regionale dell'isola della Cona, che ha una funzione ecologica importantissima per quanto riguarda l'avifauna e non soltanto, per tutte le comunità ecologiche tipiche degli ambienti di transizione. Come possono coesistere tutte queste attività insieme in un'area così piccola? E questo è un po' quello che ci chiediamo in tutte le zone costiere italiane, ma non solo. Una direttiva europea dal 2014, recepita dall'Italia dal 2017, prende in considerazione questo aspetto, che è quello della pianificazione dell'ambiente marittimo. Negli ultimi, 2 decenni c'è stata anche un po' una corsa alle attività, alle nuove attività economiche basate sulle risorse marine. Si è parlato anche molto di deep sea mining. Ecco che è necessaria una pianificazione dello spazio. È prevista anche una fase di coinvolgimento degli attori, cioè delle persone che usano il mare. A livello territoriale, quindi sono previsti degli incontri tra i diversi gruppi che hanno i diversi interessi, quindi potrebbero essere i pescatori o gli allevatori mitilicoltori, che lo stesso hanno bisogno di uno spazio che sia anche esclusivo, delle persone che lavorano nel settore turistico della balneazione, chi ad esempio affitta barche o kayak, oppure chi fa trasporti marittimi. Il Marine Spatial Planning prevede appunto la zonazione di tutte le aree marine italiane perché si risolvano dei conflitti che inevitabilmente vengono fuori quando c'è la coesistenza di attività tanto diverse. Questa pianificazione deve tenere conto dell'approccio ecosistemico, quindi prendere in considerazione la complessità del sistema da un punto di vista sociale, economico ed ecologico e prendendo in considerazione anche i processi in atto di cambiamento climatico. Quindi deve essere una pianificazione anche lungimirante che tenga conto le dinamiche evolutive in atto. Nel prossimo episodio risaliremo i canali dei dottori, arriveremo fino all'Isonzo, che segna il confine naturale tra lingue, culture e egemonie politiche.